Vede, Presidente, peggio della politica che prende le decisioni sbagliate, c'è la politica che nasconde la testa sotto la sabbia, abdicando al proprio ruolo e alle proprie responsabilità e delegando questo ruolo e queste responsabilità ai tecnici. Penso che le fasi peggiori della politica italiana le abbiamo attraversate proprio quando la politica ha delegato ai tecnici le scelte. In questo caso poi il richiamo all'intervento dei tecnici, all'approfondimento, al monitoraggio, consigliere Puppato, non ci sfugge, è una scorciatoia che la politica che non vuole decidere sta tentando di percorrere. Perché guardate, il comune di Belluno, la provincia di Trento, il consiglio provinciale di Belluno, i tanti comuni che con mozioni e ordini del giorno si sono espressi contro l'opera. Ci state dicendo che quel parere non conta niente perché non era costruito sulla base del monitoraggio che voi adesso cercate? Perché allora, collega Puppato, glielo vada a spiegare lei al presidente della provincia di Belluno che il no che quel consiglio provinciale ha pronunciato non vale niente in assenza del monitoraggio e dell'opinione dei tecnici. State dicendo questa cosa qua. Ora è ovvio che ogni opera, piccola o grande che sia, ha bisogno del supporto tecnico. È fisiologico. Ma voi davvero volete farci fare una mozione in cui dobbiamo chiedere una cosa ovvia e scontata? Cioè la discussione dell'Aula e l'impegno verso la Giunta per fare una roba ovvia. Penso che nessuno in quest'Aula si immagina di costruire una diga che rischia di crollare, che già i tecnici ci dicono che può crollare. Quella è la tecnica, ma la politica ha un'altra funzione. Ha un'altra funzione. E voi, siccome non avete il coraggio di dire come la pensate una parte di voi, siccome non siete in grado di risolvere il conflitto che c'è tra le cose di buon senso che ha detto Pane e le cose di buon senso che ha detto Masolo, non riuscite a risolverlo questo dramma, lo delegate ai tecnici. Il problema è che finché lo facciamo noi in quest'Aula, vabbè, ma mentre noi proviamo a fare questa discussione, l'assessore Bottaccin non è presente. E non è un caso questa assenza, giusto capogruppo Villanova, o sono io che penso sempre male? Non posso dire che l'assessore Bottaccin avesse la coda di paglia e quindi non è venuto per questo, non lo direi mai. Però siccome sappiamo benissimo quanto su questo tema il comportamento dell'assessore Bottaccin sia stato ondivago, diciamo così, posso dirlo ondivago, Presidente? La sua assenza oggi pesa. Così come, devo dire, pesa anche l'assenza del Presidente Zaia, fatto ormai acclarato e consolidato. Ma chi se non il Presidente della Regione dovrebbe fare ciò che avrebbe il dovere, e cioè di condurre sul piano politico questa discussione? Perché poi non decido né io, che sono in minoranza, figuriamoci, ma neanche voi che siete in maggioranza, perché questa è una decisione che assume la Giunta. Ecco perché, e chiudo, consigliera Cestaro, questa mozione è tra l'inutile e l'imbarazzante per il contenuto politico. Infatti di solito io dico la mia opinione, fatico a dire l'opinione di altri, mi sembrava ovvio. Perché secondo me? Perché noi non decideremo se farla o no la diga del Vanoia, a prescindere dall'opinione dei tecnici. L'unica cosa che noi come Consiglio regionale possiamo fare è impegnare la Giunta in una direzione piuttosto che in un'altra. E una mozione che non indica in quale direzione vogliamo impegnare la Giunta è di fatto un modo per dare una delega in bianco all'assessore Bottaccin e al presidente Zaia di fare quello che vogliono. E qua sta l'incoerenza tra venire in quest'Aula e dire che si è contrari all'opera come fa quando torna a Belluno e poi non fare niente che impegni chi ha il potere di decidere, che non ha lei, in una direzione piuttosto che in un'altra. Questa è la politica peggiore, quella che non si assume le responsabilità, Grazie, quella collega. che non è coerente. Grazie.